E allora le chiedo di Casini, che mi propone Stefano Zanetta. Questa è una cosa interessante, perché il terzo polo ha tutte le carte e se le gioca bene per essere davvero l'area politica decisiva nel 2013, perché in modo molto intelligente il Casini si è proprio sdraiato sine glossa su Monti. Fa bene. È una mossa intelligente, perché chiaramente sarà, chi vincerà e chi governerà la prossima volta sarà colui che più organicamente riesce a tessere una relazione autentica di governo con Monti, con l'area di Monti, che non è solo Monti, sono poteri economici, finanziari, la Chiesa. Quindi Secondo lei è possibile, chiede il telespettatore Stefano Zanetta, che Casini voglia però sganciarsi da Fini e Rutelli? No, ma cosa vuole che voglia sganciarsi? Magari il Casini pure, che sono Fini e Rutelli che non si sganceranno mai da Casini. Mi sembra che ci siano addirittura delle primarie a Palermo dove il terzo polo partecipa a delle primarie insieme al Partito Democratico. Sì, ma anche qui il terzo polo è stato col Partito Democratico. No, partecipa alle primarie. Sì, va bene, benissimo, è utile. Io spero che si vada in quella direzione. Io mi auguro che il Partito Democratico scelga una linea di intesa con il terzo polo. Me lo auguro, ma comunque il terzo polo è collocato oggi in un modo tale per cui o da lui viene il Partito Democratico o da lui viene gran parte del PDL, e comunque lui è ormai il terzo polo, ormai in un'alleanza organica e strategica con l'area Monti, e questo gli garantisce una rendita di posizione formidabile. Allora, noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo fra poco.